18 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Emanuela Corsi, buongiorno. Vedremo cosa cambia a Lampedusa dopo la visita a lampo di von der Leyen e Meloni, vedremo anche cos'è la campagna di prevenzione dei tumori testa-collo in corso nella nostra regione e poi andremo nella magnifica Cappella Buonaiuto di Catania. Ma prima un'occhiata alle notizie. Lampedusa e l'Europa, decidiamo noi chi entra nella nostra Unione. Così von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ieri a Lampedusa, piena intesa con Meloni, entrambe concordano sulla lotta ai trafficanti, lo stop alle partenze illegali e anche le missioni navali. Oltre 11.000 migranti arrivati negli ultimi giorni, quasi 7.000 nel giorno nero della scorsa settimana. Momenti di tensione nell'hotspot che può ospitare poco più di 900 ospiti ma non riesce a scendere mai sotto i 2.000 nonostante i continui trasferimenti e migranti che sfuggono ai controlli e sono in giro per l'isola sin da quando arrivano a cercare acqua e cibo. In tanti sono stati sfamati da semplici cittadini ma da 2 giorni gli isolani scendono proteste continue. Non si può andare avanti, impossibile gestire qualsiasi attività commerciale e turistica. Momenti di tensione anche tra i manifestanti e il questore Emanuele Recifari ad agitare gli animi l'ipotesi di una tendopoli. I manifestanti hanno portato al questore bustine di camomilla. Anche oggi sbarchi senza soluzione di continuità e trasferimenti, oltre 600 arrivano a Forcile ma anche il catanese scoppia, così come il ragusano dove si stanno usando le palestre scolastiche per l'accoglienza. Tutti i centri dell'isola sono pieni e per portare i migranti nel resto del paese si usano gli autobus dell'AST, ma l'azienda regionale è costretta a sopprimere le corse ordinarie. Oltre 130 quelle che sono saltate e continueranno a saltare almeno fino a martedì. Nel caos degli sbarchi 2 neonati sono annegati. Nei trasporti verso il nord 2 autisti siciliani hanno perso la vita in un incidente stradale proprio mentre portavano migranti. Ed è in questo clima che a Lampedusa, dove gli abitanti chiedono rispetto e confronto, sono arrivate la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Regione Renato Schifani. Al Molo Favaloro un gruppo di manifestanti ha sbarrato la strada al convoglio. Stiamo facendo il possibile, ha detto la Meloni ai lampedusani, io ci metto la faccia come sempre. Sono scesi dalle auto anche von der Leyen e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Dopo qualche momento di tensione e il colloquio, i cittadini hanno ringraziato le autorità e sgombrato la strada. Alle 8:30 torneremo a Lampedusa, ci collegheremo con il direttore della Croce Rossa Ignazio Schintu. Intanto vediamo l'ultimo episodio di violenza a Palermo, dove basta poco per scatenare risse e aggressioni. È stato così un altro weekend ad alta tensione dal centro storico alle borgate marinare. Risse, botte da orbi, violenza gratuita, ancora Palermo teatro di 2 risse nel weekend. La prima è quella che stiamo vedendo in questo video amatoriale. Un like su Facebook o su Instagram, uno sguardo alla ragazza di un giovane della Marinella e via alla maxi rissa che si è scatenata in piazza Beccadelli a Sferracavallo, borgata di Palermo. Una contesa a cui hanno preso parte circa una trentina di ragazzi arrivati sul posto armati di spranghe e bastoni. Lo scontro si è svolto in 2 momenti. Inizialmente alcuni ragazzi arrivati a bordo di scooter elettrici, pare del quartiere Marinella, cercavano un giovane che, in base al racconto, avrebbe fatto delle avance ad una ragazza. Una sorta di spedizione punitiva che avrebbe innescato, poco dopo, uno scontro con alcuni amici del ragazzo. Gli animi si sarebbero subito surriscaldati fino ad arrivare al lancio di tavoli, come vediamo, con conseguente caos, fino allo scoppiare del panico. Alla fine, sul posto, sono dovute intervenire le volanti della polizia per riportare la calma. L'altra rissa, invece, nel centro storico di Palermo, in via Spinuzza, una delle principali zone della movida di Palermo, a 2 passi dal Teatro Massimo. Giovanissimi se le sono date di santa ragione, ma non appena hanno sentito le sirene delle gazzelle sono fuggiti via. Quando sono arrivati i militari del radiomobile non è stato trovato nessuno nella zona, se non alcuni clienti nei locali e qualcuno che stava passeggiando. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai partecipanti dell'ennesima rissa in centro. Palermo sempre più violenta. Emanuela, ne parlano i quotidiani siciliani? Sì, ti faccio vedere la prima pagina del giornale di Sicilia. Vediamo appunto Palermo, un altro fine settimana di risse e violenze da Sferracavallo al centro storico, scontri tra gruppi di giovani.
Ma vediamo qual è il tema di oggi, la notizia. Migranti, l'Europa si sveglia, Frontex accanto all'Italia per gestire gli sbarchi, trasferimenti o rimpatri più rapidi, aerei e navi per sorvegliare i mari, gli impegni della von der Leyen nella Lampedusa invasa. Alla visita della Presidente della Commissione con la Meloni, decidiamo noi chi può entrare e come, e la Premier invoca l'intervento dell'ONU. Poi Salvini che dà tregua al governo, Movimento 5 Stelle commenta un fallimento, Schlein convoca la segreteria del PD, oggi in Consiglio dei Ministri c'è la nuova stretta, oggi il governo dovrebbe varare il nuovo decreto sicurezza. Angelus, il Papa, sfida non facile, dignità umana da tutelare a proposito dei migranti, nuovo richiamo del pontefice al dovere della fraternità. Ma intanto cosa succede sull'isola? Esplode la protesta, tensione alta, blocco stradale come abbiamo visto anche nelle nostre immagini. Non si fermano gli arrivi. Ieri altri 130, in questo momento sono in 1500 all'hotspot. E poi c'è l'intervista di Liddo che dice il blocco navale non è sufficiente. Altre notizie, vediamo a Trapani morto il ferito nell'incidente con la Ferrari, questo per quanto riguarda la cronaca. E a proposito di Ferrari, ma sicuramente una notizia positiva, lo sport, la Ferrari torna a vincere dopo più di un anno, Sainz gara perfetta e trionfo. Formula 1 era il Gran Premio di Singapore, spezzato il dominio di Verstappen, Leclerc arriva quarto. Per quanto riguarda il calcio, la Serie B, rosanero, c'è un'arma in più per Corini, la panchina d'oro. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi e quindi vediamo cosa scrive in prima pagina. Sponda europea alla linea dura, un patto contro i flussi illegali. Meloni a Lampedusa strappa l'impegno di von der Leyen. Vedremo tra poco all'interno. E poi queste due fotonotizie, rosso Ferrari e rosso azzurro il Catania naturalmente, quindi il cavallino in trionfo a Singapore, Sainz domina sin dalla partenza e riesce a vincere dopo oltre un anno, e poi rosso azzurro perché il Catania conquista il primo successo in Serie C battendo il Picerno alla Massimino, decisiva la doppietta di Carmine, partita che si è disputata ieri sera. A Mirabella, suicida in Germania, colletta social nel paese per fare ritornare la salma di questo 23enne. E poi si torna a parlare della tragedia del velivolo delle Frecce Rosse, l'impatto con uccelli, incubo degli aerei. Lo scorso anno in Italia ci sono stati 40 incidenti, potrebbe essere stata proprio questa la causa di questo terribile incidente dove è morta una bambina. Ma intanto andiamo all'interno e vediamo la lunga giornata di ieri a Lampedusa. Bloccate le partenze, contate sull'Europa, Meloni incassa la sponda dell'Unione Europea ed esulta. Meloni con von der Leyen a Lampedusa lancia la linea dura i 10 punti oggi in Consiglio dei Ministri e li possiamo fare anche vedere, vengono riassunti qui dalla Sicilia, il piano d'azione sui migranti. Allora, intanto supporto concreto all'Italia attraverso Frontex per l'accoglienza, più sforzi dell'Unione Europea per il trasferimento dei migranti da Lampedusa verso altre destinazioni, ancora supporto delle strutture di Frontex per i rimpatri, aumento delle azioni per la lotta contro i trafficanti, sorveglianza aerea e navale attraverso Frontex, si valutano nuove missioni, azioni concrete contro la logistica dei trafficanti, il personale dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo si affiancherà e aiuterà le autorità italiane, rafforzamento ancora dei corridoi umanitari per garantire alternative alle rotte dei migranti, rafforzare la collaborazione con le agenzie ONU e infine lotta ai traffici illegali in collaborazione con la Tunisia. Questi sono i 10 punti presentati ieri dalla Presidente appunto della Commissione Europea von der Leyen. L'Italia allarga l'orizzonte e coinvolge, come abbiamo già sentito, l'ONU per un piano Africa. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mercoledì andrà direttamente la Meloni a New York proprio per portare sul tavolo questo tema. E poi la visita lampo tra proteste, caos e promesse. Cosa è successo intanto da parte dei residenti? Soffocati dall'emergenza, i manifestanti bloccano il convoglio politico. La
la Premier, ci mettiamo la faccia, ma il leader della rivolta isolana strappa la tessera elettorale e dice non mi sento rappresentato, e qui lo vediamo, si chiama Giacomo Sferlazzo, che ha strappato in segno appunto di protesta la sua tessera elettorale. Qui c'è una cartina dove vediamo l'immigrazione illegale, sono i dati da gennaio-agosto 2023 e le variazioni sul 2022. Queste sono le rotte: Mediterraneo centrale, vediamo 114.625, e poi c'è il Papa che ribadisce la linea della Chiesa, sfida difficile e serve unità, però il richiamo del pontefice: le persone non sono numeri, quindi un richiamo appunto all'umanità. E mentre a Lampedusa appunto c'è questo tandem von der Leyen-Meloni, invece a Pontida Le Pen incorona Salvini, lui giura fedeltà a Meloni e dice con Giorgia per 5 anni. La passionaria della destra francese, ospite appunto dell'incontro, dice il vostro leader è la scelta giusta, il capitano va all'incasso ma evita lo strappo con la Meloni, nonostante diciamo le linee siano diverse per quanto riguarda il tema dei migranti. Vediamo anche la prima pagina di Catania della Sicilia di oggi, cambiamo decisamente argomento e in primo piano c'è Piazza Mazzini che adesso vede il Duomo, scrive la Sicilia. Da ieri area pedonale permanente dal primo tratto di via Garibaldi alla storica piazza. La novità è stata il clou della settimana europea della mobilità sostenibile. Il sindaco Trantino dice svolta voluta dalla città è la direzione giusta. Altre notizie, sempre per quanto riguarda Catania, iniziative e corsi dell'ASP per indicare agli studenti corretti stili di vita. Dall'uso appropriato di internet alla lotta all'alcol fino al rispetto del codice stradale, diverse le iniziative dell'ASP appunto rivolte ai ragazzi ma anche alle famiglie. E poi a San Michele, pusher arrestato nel campionario, aveva stupefacenti di ogni genere, e ancora a Catania festa della Vespa, intralciamento per il raduno nazionale tra gare e sicurezza. Alla Playa ieri 150 volontari hanno raccolto sul litorale 600 kg di rifiuti. E poi invece per quanto riguarda la cronaca, un detenuto si scaglia contro un agente penitenziario, questo accade a Piazza Lanza. L'aggressore, tra l'altro un recidivo, ha reagito malamente alla perquisizione. E poi c'è un'altra notizia, questo allarme: apicoltura in crisi per il caro carburanti, il caldo e gli incendi. Mutamento climatico, inquinamento, incendi sono loro ad aver determinato un nuovo anno nero dell'apicoltura siciliana e di quella di Zafferana e Etnea in particolare, dove si produce tanto miele. E poi invece a Via Grande, Chiesa Madre Gremita, perché c'era Sgarbi che ha raccontato l'arte di Caravaggio. Cambiamo quotidiano, andiamo adesso alla prima pagina della Gazzetta del Sud. Ancora Messina senza acqua in primo piano, l'incubo è finito, chiede il giornale, ripresa in nottata l'erogazione ma non per buona parte della zona nord che era quella più colpita, rubinetti a secco e molti disagi per il guasto alla condotta del Fiume Freddo. Poi vediamo a centropagina questa fotonotizia, von der Leyen e Meloni, problema dell'Unione Europea, risposta dell'Unione Europea. Von der Leyen rassicura Meloni, dal capo dell'Eurogoverno un piano in 10 punti che abbiamo già visto, alla Premier il sostegno di Salvini, a Pontida invece con Marine Le Pen. A Taormina, suolo pubblico, prime sanzioni ai locali fuori legge del centro storico. Sono scattati i controlli sulle attività commerciali, 6 su 18 non erano in regola. Le multe sono solo il primo passaggio per chi non si adegua e rischia così di perdere la licenza. Questa è la linea dura a Taormina, nella Taormina di De Luca. Poi vediamo altre notizie.
in alto a Messina, la stagione estiva ormai si è conclusa, il bilancio dei lidi in perdita pure quest'estate, la crescita si è vista soltanto nel weekend. E poi questa notizia che vedremo anche sulla stampa nazionale, si torna a parlare di Torino, il papà della bimba morta. Cosa potevo fare per salvarla? Questo per quanto riguarda l'incidente della freccia precipitata. Per quanto riguarda il fronte della guerra, la rivincita ucraina nel cuore del Donbass, russi costretti ad ammassare truppe. Le previsioni consolidate dell'Alleanza Atlantica, questa guerra sarà lunga. E poi vediamo ancora altre notizie, dipinto attribuito a Raffaello, ma Sgarbi ha parecchi dubbi, Pergola una Maria Maddalena. Il dipinto è questo, del 1504, che fa parte di una collezione privata. E vediamo Singapore, capolavoro di Sainz, trionfo Ferrari dopo 434 giorni. Bene, benissimo, ci fermiamo qui per i quotidiani siciliani, fra poco quelli nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi. Continuiamo con i quotidiani nazionali. Sì, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo in primo piano migranti, i 10 punti dell'Europa, von der Leyen a Lampedusa con la Premier, ecco il piano, decidiamo noi chi entra nei confini, oggi il Consiglio dei Ministri e Salvini a Pontida abbraccia la Le Pen, Macron scelgo lei, con Meloni avanti 5 anni, queste sono state le parole del leader leghista e poi vediamo le due fotonotizie, da un lato appunto Meloni von der Leyen, l'isola è quella svolta che non arriva mai e poi dal palco di Pontida, lui, lei e la virata, ma senza strappi, la Lega, il raduno assieme a Le Pen, ospite speciale di quest'anno. Poi c'è una lettera, ma possiamo permetterci 9 mesi di campagna elettorale? Qualcuno si interroga se già c'è odore di campagna elettorale in quello che sta accadendo. E poi vediamo a centropagina invece il pontefice con Lino Banfi. Il Papa mi telefona e io lo faccio ridere, il racconto dell'attore italiano. Ecco, durante uno dei colloqui con il Papa, il pontefice e l'attore si sono incontrati ben 7 volte. Lino Banfi si racconta al Corriere, la moglie Totò Sordi e poi questo rapporto speciale con il pontefice. I tormenti del pilota, penso solo alla piccola Laura, sono le parole appunto del pilota delle Frecce Tricolori dopo che l'aereo è caduto e ha causato la morte di questa bambina. Poi vediamo anche in alto il Gran Premio, appunto capolavoro di Sainz, e la Ferrari torna a vincere a Singapore. Andiamo a vedere all'interno del Corriere di oggi, a pagina 2, ecco, chi entra in Europa lo decidiamo noi. A Lampedusa le parole della leader dell'Unione Europea von der Leyen che annuncia un piano in 10 punti che abbiamo visto prima e il sostegno all'Italia. Meloni, le voci sulla mia tenuta psicofisica, misoginia. E poi vediamo qui alcuni momenti dell'incontro, la Meloni che fa vedere appunto qual è la situazione dell'isola alla von der Leyen. Vediamo quali sono i punti principali, la missione navale, la lotta ai trafficanti, gli accordi con la Tunisia. Al centro della strategia del governo c'è anche il memorandum con la Tunisia che secondo Meloni va implementato in modo incisivo, può essere propedeutico ad accordi con altri paesi della Nord Africa, queste le parole del Premier. E poi Bruxelles che invece garantisce il supporto di Frontex, la spinta alla solidarietà e maggiore sorveglianza aerea. E ci sono anche delle reazioni, intanto per quanto riguarda l'accoglienza il medico sull'isola dice le donne incinte pensano che ci sia lo ius soli, il vice sindaco dell'isola vogliamo vedere i fatti e poi il ritorno di Soumahoro, il deputato che va a Lampedusa e dice faccio da interprete.
E nel frattempo cosa succede a Pontida? Salvini incontra la Le Pen e i suoi, io e Giorgia stessi obiettivi, e Le Pen accende la base di Pontida. Il comizio del segretario, toni più soft sugli sbarchi e rassicurazioni agli alleati, avanti insieme. E cambiamo argomento e invece andiamo a vedere l'incidente di Torino, delle parole del papà che è uscito dall'ospedale della piccola Laura. Non sono riuscito a slegare Laura. Il papà della bimba morta nello schianto del jet delle frecce tricolori, ricorda, era nel seggiolino. Il pilota adesso sarà indagato, è un uomo chiaramente straziato dal dolore. E poi c'è anche il tormento però del pilota, del Top Gun italiano. Penso solo alla piccola, lui si chiama Oscar Del Do e si dice moralmente provato. I tecnici però dicono era impossibile tentare l'atterraggio perché lui si è lanciato col paracadute e poi invece c'è stato lo schianto dell'aereo. Qui possiamo vedere anche cosa è accaduto: l'aereo che si è staccato, continua a scendere, il pilota appunto aziona il seggiolino elevabile per salvarsi, il jet si schianta al suolo e prende fuoco ad altissima velocità e si trascina per diversi metri. Quel che resta del velivolo sfonda la recinzione e va a colpire proprio una macchina di passaggio che era quella dove viaggiava questa famiglia che è stata distrutta da questo incidente con la morte della bambina. Ieri lo sfogo social di un calciatore marchisio che dice non si può dare la colpa al destino, quindi bisogna trovare i responsabili di quanto accaduto. Cambiamo ancora argomento e parliamo di PNRR. Allora, ci sono 1200 gare deserte al momento. Perché? Perché le imprese preferiscono i cantieri del superbonus. Tanto odiato superbonus dal governo Meloni, obiettivo tagliare il cuneo fiscale per tutto il 2024. Quindi si allungano i tempi del PNRR perché non solo non arrivano i fondi, ma tra l'altro le aziende si tirano indietro rispetto poi agli appalti. Cambiamo argomento, giornale, La Repubblica di oggi. Il manifesto sovranista, sfida nella maggioranza, a Pontida il patto Salvini-Le Pen per cambiare l'Europa, avviso a Meloni, autonomia nel 2024. Zaia, il leone è sempre più incazzato, e poi Tajani, gli slogan della Lega non portano da nessuna parte, e Casellati invece il premierato pronto per il via libera, sul resto si discuterà. Questo un po' per riassumere. Migranti, Premier e von der Leyen a Lampedusa, piano dell'Unione Europea in 10 punti. Elly Schlein dice Giorgia sa fare solo demagogia fallimentare. La Formula 1, vediamo qui Carlos Sainz che trionfa, è tornata la Ferrari, è una magia qui il pilota al traguardo con la sua Ferrari. Emergenza lavoro, sicurezza nei cantieri a rischio, il governo taglia le ore di formazione e vediamo proprio questo argomento a pagina 11, morire di lavoro. Sicurezza nei cantieri a rischio, il governo taglia le ore di formazione. Ecco la bozza delle nuove regole. Ore ridotte di un terzo, 10 ore di formazione per tutti, erano 16 per soprattutto i settori ad alto rischio. Poi per quanto riguarda i subappalti, la formazione è in capo all'azienda affidataria, non a quella che sta in cantiere. E poi gli enti di formazione, basta l'accreditamento regionale anche senza esperienza pregressa. Queste nuove misure hanno scatenato la protesta e infatti una manifestazione di CGIL, CISL e UIL contro i morti sul lavoro, la vediamo appunto queste croci con gli elmetti di sopra per ricordare i tantissimi caduti sul lavoro. E poi si torna a parlare anche di quello che sta succedendo in Africa, non solo per quanto riguarda le partenze, ma per quanto riguarda le catastrofi. A Derna sono migliaia i corpi da recuperare
epidemia inevitabile. L'intervista al portavoce dell'OMS in Libia, questo è l'allarme. Qua vediamo una foto di una squadra di salvataggio italiano che cerca cadaveri nelle acque di Derna, dove veramente si grida al disastro, una città che è stata decimata. Poi la Stampa di oggi, la prima pagina: basta passerelle sui migranti. Lampedusa, Meloni e von der Leyen contestate. Pontida, Salvini e Le Pen contro l'Europa. Il Consiglio dell'Unione Europea boccia il memorandum tunisino. La Germania lo critica, ma la Presidente del Consiglio attacca la sinistra. E a centropagina: Laura, dovevo salvarti. Il papà e la bambina uccisa dall'aereo a Caselle. Lui si chiede dove ho sbagliato e intanto indagato il pilota. Vediamo altre notizie. A proposito di bambini, questa storia che è folle, infatti la follia di lasciare una bambina in auto per andare a fare festa. Sabato sera 2 genitori milanesi hanno lasciato la loro bambina di 8 mesi in macchina nel parcheggio di un locale a Cusago di sera con i finestrini chiusi mentre andavano a festeggiare il matrimonio degli amici. Direi di fermarci qui con questa notizia deprimente. Fra poco torneremo a Lampedusa. Intanto vediamo che tempo fa. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il passaggio di una perturbazione porterà a fenomeni localmente intensi sulle regioni settentrionali, con un po' di variabilità sulle regioni centrali. Alta pressione dominante al sud e sulla Sicilia. Avremo infatti una giornata all'insegna del bel tempo, con ampi spazi soleggiati su tutta la regione. Contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime diurne con valori compresi tra i 31 e i 35 gradi nelle ore centrali della giornata. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, tutto sommato avremo bel tempo, con al più velature in transito nella seconda parte del giorno, con qualche occasionale piovasco sparso, ma comunque di poco conto. Sarà una giornata particolarmente calda, con temperature massime diurne in ulteriore aumento. Pensate che nelle ore centrali del giorno arriveremo a sfiorare anche picchi di 38 gradi. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Lampedusa, il giorno dopo la visita dell'Europa con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Vediamo qual è la situazione, ci colleghiamo con Ignazio Schinto, che è direttore delle operazioni emergenza e soccorso della Croce Rossa Italiana, in pratica dirige l'hotspot e un po' tutto quanto quello che riguarda i migranti. Buongiorno, benvenuto direttore. Qual è la situazione stamattina all'indomani di questa importante doppia visita von der Leyen Meloni? Buongiorno a voi. Sì, la situazione al centro è decisamente tranquilla in questo momento. Abbiamo circa 800 persone che, salvo problemi nella giornata di oggi, tra oggi e domani mattina, dovrebbero lasciare l'isola. Molto bene. Ieri c'erano stati però momenti di tensione, abbiamo visto, sia pure per qualche minuto, gli isolani bloccare il convoglio dove c'erano le due leader, la Meloni che è dovuta farsi avanti con molto coraggio e dire ci ho messo la faccia, faremo il possibile. Si sono attenuate queste tensioni o valgono ancora gli strappi delle tessere elettorali come il leader della protesta? Guardi, con noi c'è un rapporto tranquillo, a parte avanti ieri quando hanno bloccato il nostro camion perché pensavano che ci fossero delle tende, ma in realtà la popolazione in questo momento sicuramente è stanca. Speriamo che le cose migliorino proprio per evitare che ci siano questi malesseri, ma soprattutto queste contestazioni. Io credo che bisogna lavorare su questo, il governo dovrà lavorare su questa parte proprio per tranquillizzare anche l'isola. Ecco, oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri, hanno stilato insieme le due leader, in particolare la von der Leyen, questo programma in 10 punti dove praticamente c'è tutto. Cosa vi aspettate voi come primo gesto del governo, la cosa che deve fare subito? La cosa, intanto diciamo il condizionale, la cosa che si dovrebbe fare subito è sicuramente
riattivare le navi per i soccorsi in mare, proprio perché la situazione è veramente critica ed è giusto che chi sta in mare venga soccorso. Poi quello che fa il governo italiano sono decisioni sulle quali noi non ci entriamo, sono scelte alle quali noi possiamo fare veramente poco. Certo, comunque è importante quello che ha detto, le navi dovrebbero essere utilizzate per i soccorsi, per il momento di questo non si parla, non c'è nulla, è vero? Per quello che abbiamo sentito ieri, per quello che leggiamo ovviamente, non siamo, come dicevo, non condividiamo queste cose col governo, sembrerebbe di no, ma speriamo che così non sia, insomma. Esatto, perché sarebbe questa una mossa importante. Comunque hanno insistito, adesso lei ci darà la sua opinione che non è impegnativa, stia tranquillo direttore, non le chiediamo un parere politico, però diciamo, hanno insistito in particolare Meloni come al solito sulla lotta ai trafficanti e fermare le partenze. Ora, fermare le partenze, chi non può non condividere un obiettivo di questo genere, ma secondo lei come si può fare? Si può fare, lei che ha contatti tutti i giorni, stretti, diretti, con questi poveracci che fuggono dal Nord Africa, dal Centrafrica, dall'area del Sub-Sahel, ecco, si possono fermare queste partenze? Come? Se guardi, noi intanto non siamo per fermare le partenze perché evidentemente chi scappa da queste situazioni è giusto che venga supportato e aiutato. Credo che sia un fallimento della politica delle cooperazioni di tanti anni in questi paesi, e ovviamente non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa, perché probabilmente non sono stati fatti progetti atti comunque a dare una risposta. Fermarle credo che sia quasi impossibile, ci vogliono sicuramente accordi con i paesi di provenienza, probabilmente con la Tunisia sarà un po' più semplice, ma con gli altri paesi diventa talmente complicato. Senza accordi non vedo come si possa fare, però evidentemente se il governo fa questi annunci avranno una strategia che ancora noi non conosciamo e vediamo col proseguo. Sì, vedremo oggi in Consiglio dei Ministri. Torniamo a Lampedusa, naturalmente, diceva lei la tensione si è allentata, i lampedusani hanno fino all'altro giorno dimostrato notevole sensibilità, pazienza, in certi casi davvero anche umanità, hanno preparato gli spaghetti, abbiamo raccontato qualche giorno fa, si sono anche, come dire, hanno socializzato per quanto è possibile con queste persone. Poi a un certo punto c'è stato un irrigidimento, 2 giorni fa in particolare, poi ieri è continuato, nella preoccupazione che potesse nascere una tendopoli dove metterne ancora altri di migranti. Tutto questo è tramontato, direttore? Guardi, io non so se si è allentata nei confronti degli altri, io dico solo che con noi c'è un ottimo rapporto di collaborazione. Per quanto riguarda la tendopoli, è una notizia che noi abbiamo appreso dai media, a un certo punto pensavamo che fosse anche che non fossero vere queste notizie. Noi come Croce Rossa non abbiamo mai dato la disponibilità a montare una tendopoli sull'isola e siamo totalmente contrari. Se qualcuno ha deciso di fare questo, chiaramente noi non abbiamo segnali in questo momento, se ne prenderà la responsabilità. Non crediamo che una tendopoli possa risolvere il problema di Lampedusa, dobbiamo fare in modo che il problema venga finalmente gestito diversamente. Pertanto l'isola ha già dato tanto, sta dando tanto ed è giusto che in questo momento meriti rispetto e sicuramente una tendopoli, ribadisco, non risolve il problema. Certo, comunque pare tramontata di questa cosa insomma c'è stata un'ampia smentita, prima si è detto no, riguarderà le forze di polizia e poi dopo non se ne è più parlato, come succede facilmente da noi, per cui la cosa è finita. Devo dire che in ogni caso ha fatto effetto ieri vedere l'Europa, eravamo fermi a Salvini che diceva faremo tutto da soli e poi improvvisamente addirittura la Presidente della Commissione Europea era là dicendo Lampedusa è l'Europa, siamo noi l'Europa, decidiamo noi chi entrare, la Francia con Macron che ha fatto una telefonata molto cortese alla Meloni, la Germania che ha deciso di riaprire le frontiere, è tutto cambiato nel giro di 24 ore. Sono chiacchiere oppure c'è qualcosa di concreto secondo lei? Guardi,
L'isola di Lampedusa è la frontiera dell'Europa. Ben venga che si sono resi conto che fa parte dell'Europa, di conseguenza la Presidente della von der Leyen sicuramente ha dato un segnale forte. Speriamo che possa proseguire e che non sia soltanto un lancio politico da parte dell'Europa stessa. Credo che ci sia la buona volontà per affrontare il problema. Ora stiamo a guardare, ci sono i 45 milioni di euro già stanziati per Lampedusa dal governo italiano, vediamo l'Europa cosa possa fare. Ci stanno lavorando, anche noi siamo stati interessati dalla Commissione europea per capire quale potrebbero essere, come risolvere una parte dei problemi, chiaramente non solo sull'isola. Per assurdo quella sull'isola sarebbe la cosa quasi più semplice con delle navi. Vediamo cosa potremo fare, ma soprattutto cosa potrà e dovrà fare l'Europa. Vediamo a voi della Croce Rossa che state facendo un lavoro meritorio, direttore, da quando siete arrivati avete preso in mano la situazione anche all'hotspot. Lei ci diceva oggi sono in 800, vero? Com'è la situazione lì dentro? È tutto in ordine? Sì, ovviamente abbiamo parlato di 7.000 arrivi, ma probabilmente gli arrivi erano oltre 10.000. Esatto, sì, nei giorni scorsi. Oltre 10.000 perché sono stati quelli che erano sul molo, sono partiti direttamente. Oggi la situazione è sicuramente gestibile, perché con questi numeri si gestisce. Nei giorni scorsi li abbiamo comunque gestito con le difficoltà che ci sono state, ma era dato dai numeri. La Croce Rossa, come ha detto fin dall'inizio, si è attrezzata per dare aiuto a chiunque ce lo chieda, ma soprattutto per rispettare l'isola, per rispettare questa comunità che tanto ha fatto e tanto sta facendo. Avete bisogno di qualcosa in particolare che vi manca in questo momento, che potremmo essere anche un po' il vostro megafono se necessario? No, guardi, noi beni ne abbiamo, come dicevo anche nelle precedenti incontri che abbiamo avuto, noi abbiamo una struttura, un hub che è in grado di sopperire fino a 20.000 passaggi, pertanto dal punto di vista non abbiamo bisogno di niente. Sicuramente, come ribadisco, i trasferimenti devono avvenire velocemente, proprio non tanto per noi, non tanto per beni che possono mancare sull'isola, perché quelli sono tranquilli, ma perché, come avete visto, poi anche se ci sono i beni, chi viene qua cerca di andare via subito, o comunque potrebbero diventare causa di malessere verso l'isola stessa. Ecco, i trasferimenti, direttore, voi come pensate che debbano avvenire? Come stanno avvenendo finora? Pensiamo per esempio che sono stati requisiti degli autobus in Sicilia che servivano per il servizio pubblico dei pendolari, che adesso non se li trovano più davanti perché dicono no, ci servono per i migranti, e contemporaneamente ci sono le navi. Per esempio nel porto di Catania è arrivata la Veronesi poco fa con 600 migranti, sono stati condotti nell'ex hub di San Giuseppe l'Arena, questo lo dico anche per i catanesi in ascolto, messo a disposizione dal comune, e poi naturalmente le persone che erano a bordo del traghetto saranno fotosegnalate, ci saranno tutte, diciamo, la procedura del caso. Secondo lei questi trasferimenti come devono avvenire? Attraverso navi, soprattutto autobus, che però ci sono e non ci sono perché li prendiamo poi dal servizio pubblico regionale, o come? Allora, intanto dall'isola l'unico modo è sicuramente la nave, che ti permette di portare via a trasferire fino a 600, 800, 1000 persone. Esatto. E questa è sicuramente la soluzione più idonea. Per quanto riguarda il resto d'Italia, perché i ritardi che avvengono nell'isola sono dati anche dal fatto che in Italia ormai siano decadenti dei posti di accoglienza, di conseguenza questo ritarda anche i trasferimenti. Gli autobus sono una soluzione, anche perché non ne vedrei altre, perché la partenza dalla Sicilia verso tutte le regioni d'Italia o si potrebbe fare con gli aerei, ma veramente con dei costi decisamente alti e con un risultato veramente basso. Certo è che bisogna domandarsi perché non ci sono i pullman. Questo è secondo me legato a tutta una serie di criticità, ma soprattutto sui pagamenti che spesso sia per i centri di accoglienza sia per i servizi connessi vengono ritardati. Di conseguenza molte le società non mettono a disposizione mezzi. Ecco, questo è chiaro, grazie anche per questo chiarimento. È molto importante anche avere capito con lei, direttore Schintu,
la differenza fra l'utilizzo delle navi, come proponete voi, come giustamente propone la Croce Rossa, cioè per i trasferimenti, e invece l'utilizzo delle navi, come vorrebbero le autorità europee e anche le nostre, per fermare le partenze. Vedremo comunque gli sviluppi più tardi in questo Consiglio dei Ministri atteso per oggi. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi, ha perso qualche minuto, ha molto da fare, lo sappiamo, lì al suo hotspot. Buon lavoro e complimenti davvero per tutto quello che fate sempre. Grazie direttore Schintu. Facciamo una breve pausa. Grazie a voi. Bene, breve pausa e poi ci rivediamo. Buongiorno Sicilia. Con noi il dottor Bonanno, che è responsabile di otorinolaringoloiatria e oncologia all'azienda ospedaliera universitaria Policlinico San Marco di Catania. Grazie e benvenuto. È uno dei promotori di questa campagna che comincia oggi, molto importante. Il termine in inglese è un po' difficile per noi, make sense campaign, insomma avere senso, avere sensibilità. Tradotto, vedete che bello questo post, hai la testa a posto, perché? Perché adesso vi devo dire dei dati che non sono molto allegri. Coraggio, a quest'ora ce la possiamo reggere forse, che soltanto qualche anno fa, nel 2020, quasi 10.000 persone avevano un tumore nella zona tra la testa e il collo e purtroppo più di 4.000 non se la sono cavata. Quindi ecco perché è necessaria questa campagna. In che cosa consiste, dottore? Diciamo che la campagna è fondamentale perché cerca in qualche modo di sensibilizzare il grande pubblico alla prevenzione. In realtà il Make Sense è stato sponsorizzato inizialmente dalla Società Europea Testa Collo e successivamente dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervicocefalica. Quest'anno hanno aderito addirittura 9 regioni italiane a questo progetto e anche la regione Sicilia con 4 siti, perché oltre il Policlinico c'è il Cannizzaro, c'è la provincia di Enna con l'Umberto I, c'è il Villa Sofia a Palermo e un'altra, credo, la Clinica del Mediterraneo a Ragusa. Beh, che cosa desiderate che faccia la gente promuovendo questa campagna? Allora, che la gente possa un attimino prendere in considerazione, ognuno soggettivamente, i propri sintomi, perché ognuno sa di avere un fastidio che magari fastidio al quale non riesce a dare una collocazione, va bene, un banale mal di gola, poi mi passa un'ostruzione nasale, ho perso un pochino di sangue dal naso, vabbè, poi si vedrà. In realtà bisogna cercare di sensibilizzare la gente, ma questa è un'impresa, credo, molto, molto ardua. Cioè, in questo momento noi stiamo promuovendo, quindi c'è il libero accesso per chi manifesta da tempo, come dice, un sintomo per 3 settimane, cioè non un sintomo che... Ecco, ma senza spaventare la gente, qualche sintomo lo possiamo accennare per dire certo, di che cosa bisogna preoccuparsi per eventualmente venire a fare un controllo? Allora, innanzitutto bisogna che ci sia sempre, come pare che stia succedendo, il legame forte tra medicina del territorio, medico di base chiaramente, e eventualmente specialista. Quindi prima cosa, medico di base. Medico di base. Seconda cosa, i sintomi che possono sembrare banali, che sono una disfagia, cioè un mal di gola, il fatto che io non possa inghiottire bene, che alla fine può essere un sintomo transitorio di un banale mal di gola, ma potrebbe anche nascondere qualche altra cosa. Un'otalgia, un male all'orecchio, magari sono stato in aereo e ho la causa scatenante abbastanza, diciamo, codificata, ma in realtà potrebbe essere un'otalgia riflessa da lesioni neoplastiche del cavo orofaringeo. Caspita. Un'ostruzione nasale, può essere una semplice poliposi, un raffreddore, un'ipertrofia del turbinato, come può nascondere chiaramente una lesione neoplastica. Perché sono diffuse queste degenerazioni? Purtroppo sono diffuse. Per questo va bene un attento screening. Oggi da 40 anni abbiamo a disposizione l'endoscopia che spazia, come un po' per la gastroenterologia e la colonoscopia, no? Per quanto riguarda noi abbiamo la possibilità di vedere i nostri distretti, diciamo, con l'ausilio di fibre ottiche che ti proiettano su un monitor, quindi ti fanno vedere tutti i dettagli. Abbiamo anche un sistema che è l'NVI,
che ti può far sospettare lesioni neoplastiche superficiali e quindi diciamo, diventa un'integrazione a quello che è il fatto diagnostico. Ci aiuta a tranquillizzarci e anche a capire meglio. Una diagnosi precoce è importante. La diagnosi precoce è fondamentale perché il tumore del distretto cervico-cefalico in questo momento è il settimo. Da che parte? Parte alta di qua o di qua? Parte alta può essere faringe, laringe, l'orofaringe, il rinofaringe. Oggi questa tipologia di tumore rappresenta è al settimo posto in Europa per quanto riguarda diciamo, più diffuse. La diffusione. Quindi la diagnosi precoce cosa comporta? Parlando per esempio della problematica laringea, dell'organo laringeo, l'organo della fonazione, ognuno di noi parla, ha motivo di parlare e parlare anche bene, quindi una disfonia, un piccolo sintomo che può essere una banalità, un polipetto laringeo, può essere una lesione precancerosa, può essere un tumore. Cosa significa? Caspita. Che se riesco a inquadrarlo, io posso poi stabilire un percorso terapeutico anche con una conservazione d'organo. Una cosa le volevo dire, da circa 2 anni noi il pomeriggio del giovedì abbiamo una riunione, un GOM cosiddetto, con multidisciplinare, perché la condizio in questa, diciamo per quanto riguarda l'iniziativa di oggi che seguirà dal 18 al 22 è fino al 22. Fino al 22 è quella della multidisciplinarietà, che significa che io da solo io posso fare il chirurgo, ho affiancato un oncologo medico, ho affiancato un radioterapista, ho affiancato un anatomopatologo, ho affiancato anche, che comunque hanno la loro gestione autonoma per determinate cose, integrata con altre, un chirurgo maxillofacciale. Quindi c'è un team multidisciplinare chiaramente che questa situazione riesce ad affrontarla in maniera, diciamo così, come dicevamo completa. prima, meglio, e se non direi esclusivamente, attraverso il medico di base il medico di base potrebbe rappresentare un indotto importante, nel senso che potrebbe scremare inizialmente, ecco, però c'è anche da dire una cosa per spezzare una lancia nei confronti del medico curante, che spesso l'utenza non va dal medico. È vero. E quindi è anche ignaro. Un po' trascuriamo le cose, no? Diciamo. Sì. Allora, per concludere, dovendo in qualche modo ricorrere a questa visita preventiva, dove andare eventualmente? Allora, dove andare? Da oggi c'è libero accesso al padiglione 3 piano 0 presso gli ambulatori della Clinica Otorino di Catania, in via Santa Sofia, Policlinico di Catania. Per quanto riguarda invece appuntamento al San Marco, abbiamo la possibilità di ricevere le persone presso l'ambulatori del B3 a livello della Main Street all'ingresso dell'ospedale San Marco. Benissimo, grazie dottore. Abbiamo detto oggi, fino al 21 compreso, giorno 22. Giorno 22. Molto importante, quindi make sense campaign, chi è diciamo in qualche modo interessato, ha sentito che qualcosa lo riguardava e ne vuole parlare innanzitutto con il medico di base o ritiene di fare uno screening, un primo contatto con loro, sa già anche dove andare. Grazie dottor Bonanno, buon lavoro, a lei, dottore. complimenti per questa campagna di prevenzione. La ringrazio, buona continuazione. Grazie, aspetti un attimo lì perché tra poco parleremo della Cappella Buonaiuto, meravigliosa gloria catanese, anche poco nota forse. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia con Salvatore Buonaiuto, che è niente meno proprietario di qua, solo qua, proprietario della Cappella Buonaiuto, uno dei tesori forse meno noti ma più come dire, belli della città di Catania, che ne ha tantissimi. È una cappella bizantina nel quartiere Civita con affreschi, guardate un po' che meraviglia, con affreschi e decorazioni medievali, insomma,
parecchio tempo fa, non è che splendore. Complimenti dottore, perché essere proprietario vuol dire una bella gloria. È una cosa che stupisce. Io ho avuto degli ospiti di uno e dice: ma lei è proprietario di una chiesa bizantina? È una cosa che non riuscivano a coniugare. Non è facile. Sì, ma sono i secoli che ci hanno fatti proprietari di questo bene. Probabilmente è dal 1300-1400 che siamo proprietari di questo bene, quando questi terreni furono assegnati ai miei antenati, e poi non lo so, per volere testamentario è rimasta sempre nelle mani della per fortuna famiglia. siete riusciti a mantenerla e la mantenete in Siamo termini... custodi, abbiamo le chiavi. Dico, poi. Certo. Davvero complimenti. E adesso ne parliamo non soltanto perché è un gioiello e quindi è bene che lo conosciamo un po' meglio tutti, ma perché in questi giorni, in particolare adesso siamo diciamo verso il 27 e poi verso il 2 ottobre, ci sono spettacoli teatrali molto particolari curati, firmati da Orazio Torisi. Di che si tratta? Ottimo coniugazione questa con Orazio Torisi, che è personaggio molto noto a Catania, direttore artistico adesso a Siracusa. Io l'ho sentito ieri, dico: guarda, ti nomino, lo dirò in diretta, ti nomino direttore artistico della Cappella Buonaiuto, perché per meriti mi ha montato un palcoscenico che poi abbiamo fatto nero, che si incastona meravigliosamente bene in un'abside, e poi porta un calendario, un cartellone di spettacoli con pochi elementi che in quello spazio concentrico trovano grandissima sede, perché non è uno spazio per movimenti di scena. Certo. Questo per quanto riguarda il teatro, il bene culturale è tanta roba, ma il teatro è un regalo che Orazio ed io e Orazio facciamo alla città, naturalmente. E difatti ci sono delle compagnie che vengono appunto dall'Oriente, da civiltà musulmane, e questo è la sede migliore, perché è un posto che fu definito ecumenico, perché la Cappella Bizantina ospitò sicuramente la cultura araba nei secoli. Ecco, adesso in particolare il 27 e il 28 ci sarà una compagnia tunisina. Io non so molto, abbiamo fatto nei giorni scorsi, abbiamo avuto una solista, una regista e danzatrice egiziana, molto energetica, io ho visto, immagino. È stata in prima nazionale, sì, è stata Che una bello. cosa molto... Invece i tunisini che faranno? E i tunisini faranno una cosa in due tempi, appunto c'è, chiaramente oramai tutti comunichiamo con i social, si può leggerlo sui social. Sì. Io appunto io leggo qua, anch'io l'ho fatto, ho letto un monodramma Io sono donna, sì. E anche un altro migranti. Ma tra l'altro autrici le donne, che come dire, è allora, abbastanza singolare da quelle parti. Le donne assolutamente sono nel mirino del teatro di Orazio, nel mirino della mia opera artistica, se ne parleremo. I migranti, l'accoglienza. Io ho visto un lavoro straordinario che poteva essere sviluppato su scenari grandiosi. A Castellursino qualche giorno fa, ospite di Orazio, che è stato Edipo a Colono, meraviglioso, con autori straordinari, che poi anche sono in cartellone in Cappella, come Pambieri e la figlia. Ah, che bello! Sì, molto bello. Edipo a Colono, diciamo, c'è una chiave di lettura che è l'accoglienza, naturalmente. Affrontare temi che sono, come si dice, di strettissima attualità, non per dire una cosa abbastanza scontata, soprattutto in questi giorni, devo dire. È bellissimo, ci avete pensato prima però. Ma Orazio è molto bravo, io mi fido assolutamente di lui, diciamo che la Cappella è un posto per pochi, però diciamo che questi spettacoli hanno anche, sono due recite, c'è la seconda replica, e allora permettono, diciamo, a un afflusso sì. Buono. Sì, appunto. Sì. Sì. Ma lei che impressione le ha fatto l'idea che le proponesse qualcosa con diciamo autrici, addirittura neanche autori, tunisine? In questo momento la Tunisia è un paese chiave, lei me lo insegna, non c'è bisogno che lo dica io,
per mille motivi, perché da lì partono grandissime quantità di migranti, però contemporaneamente sappiamo che vive una situazione di crisi economica, anche di repressione di una parte della popolazione. La Tunisia la amo, io ci ho lavorato come paesaggista, ho fatto allestimenti verdi. Cosa si è fatto, scusi? Allestimenti verdi, in un'altra... Che vuol dire? Progettavamo il verde di complessi alberghieri, ero in tandem con un architetto di Palermo, ma sto parlando di un'altra vita, una vita fa. Ma dove eravate, a Tunisi? Eravamo a Gerba, no, più turistico, Gerba o addirittura a Tabarca abbiamo fatto una realizzazione. Perciò dico, la Tunisia la conosco, la amo, ma poi soprattutto mi fido delle proposte che mi fa Orazio. Diciamo che questi sono due numeri zero, queste due compagnie, perché poi uscirà fuori il cartellone che abbiamo proposto anni fa, interrotto bruscamente dal lockdown, purtroppo. Ah, avevate in mente un cartellone? No, l'abbiamo fatto e l'abbiamo dovuto interrompere. Perciò questa è la seconda... Lo riprenderete o lo rinnoverete? Sì, è la seconda stagione. Che cosa ci può anticipare qualcosa del prossimo? Non so niente. Bellissimo. È tutto nelle mani di Orazio Torisi? Sì, lui è un po' last minute, appunto. Io sono quello che più, ora si dice, vuole spoilerare, vuole fare comunicazione. La fa benissimo. Volevo dire che... non lo so. Ci parli un po' di questa cappella meravigliosa. Allora, che rapporto ha lei? Non so se ci sono nelle immagini, diciamo che è una figlia bellissima ma anche scomoda, difficile da maritare, perché è in una città difficile, perché è un bene molto impegnativo. Diciamo che non è che è una chiesa, come tu immagini, una chiesa e basta, è inglobata, incastonata come una gemma dentro un condominio, e io ogni tanto toc 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 devo bussare ai vicini per problemi. E che gli dice? Che gli dico cortesemente di sistemare le tubazioni o altri problemi di condominio. Come fosse un appartamento. Tutta la muratura esterna è quasi invisibile, è straordinariamente intatta, è il monumento meglio conservato, diciamo, della Catania pre-terremoto. Pre-terremoto del 1693. È il monumento meglio conservato, è l'esempio bizantino più importante che abbiamo in tutta l'area, ma ripeto, sulla cappella poggia un palazzo con tutti i suoi problemi, e non sono pochi, e non voglio aprire questa pagina, perciò non è facile. Certo, è impegnativo. Sì, è molto impegnativo. Diciamo che però dico, una figlia non la ripudi. In ogni caso le soddisfazioni sono state grandissime, ma ci sono anche dei... Beh, questo è incommiabile, mi lasci dire adesso, non per fare, diciamo... Anche lei è stato ospite della cappella. È vero, confermo. Però dico, le faccio i complimenti perché appunto un lavoro impegnativo nel cuore di un condominio, nella sostanza. Ecco, questo per chi vede dall'esterno, cioè, non già lo per sa. noi è difficile mantenere un appartamentino, figuriamoci una cappella bizantina. Ma poi è un classico, le riunioni di condominio sono le cose più stressanti che ci siano, proprio da evitare accuratamente nel calendario delle cose più stressanti che ci siano, lo dicono i medici, appunto. E lei è costretto a partecipare? No, non ci vado. Ah, non ci vado, per sapere. Sì, però i rapporti li devo mantenere. No, l'ultima cosa adesso un po' più seria che le chiedo, naturalmente i turisti, gli stranieri saranno entusiasti, no? Allora, cosa le dicono? Quello che succede, ecco, quelli sono i momenti di vera vibrazione, empatia. Io ho gruppi stranieri che vengono da tutto il mondo per vederla, gruppi che chiedono eccezionalmente di fare dei banchetti, gruppi mostre. Io vorrei che però, insomma, a Catania, ripeto, non c'è questo movimento che ci può essere a Londra o a Berlino, vorrei che fosse uno spazio di bellezza e contenitore di bellezza. Ho questo sogno
sogno che ogni tanto si realizza. Ho ospitato, non so se si girano le foto, una mostra di fotografie che stanno molto bene, le sculture stanno ancora meglio, le opere tridimensionali. Il momento della visita turistica è assolutamente gratificante per me, perché racconto un po' a secondo del taglio del turismo la storia un po' rigorosa, architettonica, oppure la storia mia legata della famiglia. Della famiglia. Beh, le faccio tanti complimenti, ricordo agli ascoltatori, allora 27 e 28 alle 19 e alle 21 sono le prossime i prossimi spettacoli, si chiamano Io sono donna e Migranti, e si tratta di opere di artiste e di realizzatrici tunisine, e che è una ricchezza, come dire, in un momento anche come questo ci fa bene, come dire, questo scambio, a conoscere e imparare queste cose, oltre che andare in un luogo magnifico come la Cappella Buonaiuto, che merita davvero. Grazie davvero a Salvatore Buonaiuto per essere stato con noi, complimenti per quello che fa e per la forza d'animo che ha dimostrato. Ancora un po' di benzina c'è in questo motore. È bellissimo questo. Sì. Adesso ci facciamo due sorrisi insieme, grazie. Che io prima ero normale. Prima. Poi ho sposato una vegana. So che tanti di voi non conoscono la categoria, ma voglio venirvi incontro. Chi sono i vegani? I vegani sono coloro che non mangiano carne e non mangiano pesce. Non mangiano derivati dalla carne e non mangiano derivati del pesce. Praticamente non mangiano... Manca quello, è carne. L'hai pensato? I vegani non mangiano niente che ha a che fare con l'etica degli animali. E poi un buon vegano non vive in città, no. Il vegano vive in campagna. Mia moglie ha venduto la casa in città e ci siamo trasferiti in aperta campagna. Che quando ho messo l'indirizzo sul navigatore, il navigatore mi ha detto: ma dove cazzo va? Sono arrivato nella casa in campagna, ma non sarà lontano? Mi ha detto: no, un isolato. Poi ho capito che l'isolato ero io. E amore, vedrai, questa vita ti piacerà, è una vita salutare. Ho detto: che cazzo devo salutare? Qui non c'è nessuno. Ho detto: vedrai amore, la natura, l'ambiente ti farà ritrovare te stesso. Ho detto: è normale, siamo talmente isolati che io parlo con me stesso e non parlo con nessuno. E pensare che io prima ero normale. Prima. Mi ricordo che io prima ero un motociclista, un bikers. Io mangiavo sulla moto, bevevo sulla moto, dormivo sulla moto. Poi mi sono accorto che si poteva anche accendere. Errore di gioventù. Infatti l'altro giorno ero fuori casa e ho detto: ma che cazzo me lo fa fame? Mia moglie mi chiama: Tommy, Tommy, Tommy. Ho detto: dimmi, vieni. Viviamo in un'ecocasa. Ma per chi non la conoscesse, l'ecocasa che cos'è? È una casa costruita con materiali poveri, nobili, argilla, paglia, sughero, praticamente una capanna. Se la costruisci in Africa, ma se la costruisci in Italia, l'architetto ti fa credere che è una casa in bioarchitettura. Direte voi: materiali poveri, ma le pagate poco. C'è cosa? 500.000 euro. Io vivo come un Masai, ma pago come un armatore a Monte Carlo. Ma non ci voglio pensare. Anche perché io prima ero normale. Prima. Ma mia moglie mi ha detto: non pensare ai soldi, la nostra è una casa intelligente. Ho detto: scusa, non la potremmo fare un poco più ignorante? Gli ho detto: scusa. E lei mi ha detto: sì, ma guarda quello che abbiamo. E che abbiamo? Gli ho detto: che abbiamo? La campagna, la desolazione, la paleonica. Sta cosa messa in due giardini che il mio vicino non conosce, perché è uno semplice, la paleolica. E il mio vicino tutte le mattine viene a suonare a casa e mi dice: Tommy, sì, ma quando l'accendete sto ventilatore? Vagliela a spiegare a quello che è una cosa di ecosostenibilità. E poi mia moglie ha voluto gli animali, solo di compagnia però, animali ornamentali. Abbiamo messo le galline. E ho scoperto una cosa, che le galline, quando sono piccole, fanno l'uovo più piccolo. Poi diventano adulte e fanno l'uovo più grande. Noi
siccome non li mangiamo per un discorso etico, li vendiamo per la riproduzione. E noi vendiamo quello piccolo 30 centesimi e il grande 50. Però credetemi, quando ho visto lo sforzo che faceva la gallina adulta per fare l'uovo, ho detto, ma tu guarda sta poverina, per 50 centesimi, quindi 20 di differenza, si deve fare un culo così, poverino. Ma è la legge della natura. Vabbè, io adesso vado perché non voglio adesso appesantire nessuno, perché il mondo dei vegani è un mondo un po' così, contorto, complicato, ma volevo ricordarvi che io prima ero normale. Prima. Tommy vegano questa sera alle 23. Diamo un'occhiata ai giornali ancora? Sì, oggi dicevamo Consiglio dei Ministri, cambierà anche il codice della strada ed ecco quali sono le nuove regole. Intanto ecco come cambia, arriva oggi il via libera alle nuove misure. Telefonini, cellulare, multe più alte e patente sospesa. Diventano più aspre le regole per chi guida parlando al cellulare senza viva voce. Poi velocità, chi supera i limiti rischia sanzioni anche da 1.400 euro. Ancora velocemente, ecco questo è un punto importantissimo, stop alla guida per 3 anni se si eccede negli alcolici. Salvini ha detto più volte tolleranza zero per chi si mette alla guida ubriaco o drogato, quindi patente sospesa fino a 3 anni appunto se vieni beccato diciamo sotto l'effetto di queste sostanze. Poi monopattini, c'è anche la stretta con più aree ciclabili, questo per quanto riguarda la mobilità sostenibile, ma scopriremo che dobbiamo fare noi con i monopattini? Te lo dico subito, andiamo a leggere. Io sono un allora, monopattinista. per quelli privati sarà necessaria l'assicurazione, un numero di identificazione, una sorta di targa. Certo. Il casco diventa obbligatorio per tutti, anche per chi utilizza quelli in sharing. Vietato inoltre girare su strade extraurbane con limiti superiori ai 50 km/h. Stop anche ai monopattini su isole pedonali e marciapiedi. Tra le novità c'è quella di ampliare le aree con piste ciclabili e individuare appunto zone a priorità ciclabile. Poi ti faccio vedere invece una notizia, la prima pagina del Sole 24 Ore, perché parliamo tanto di influencer. Ecco, influencer, un mercato da 400 milioni. I nuovi mestieri del web, il settore attira 3 milioni di italiani tra professionisti, amatori e aspiranti. E ancora vediamo un'altra notizia. Prima durante la rassegna stampa avevamo fatto vedere, era addirittura in prima pagina, questa intervista a Lino Banfi. Il Papa mi telefona e io lo faccio ridere. Bellissimo. Totò un giorno mi disse devi cambiare cognome. Siamo all'interno del Corriere della Sera, qui vediamo tutta una serie di fotografie, un giovanissimo Lino Banfi qui nella prima foto con Totò, poi lo vediamo anche con Luciano Pavarotti, con Edwige Fenech con la quale ha girato tantissimi film. Poi Paolo Villaggio non era cattivo, semmai era cialtrone, dice. Alberto Sordi avaro, se noi davamo 1.000 lire al portiere d'albergo, lui ne dava 10.000, quindi. Fellini mi chiedeva di raccontargli gli episodi dell'avanspettacolo, soprattutto delle ballerine. Questi sono alcuni aneddoti raccontati da Lino Banfi, che qui vediamo ancora una volta in un'altra foto con il pontefice. E lui dice rifarei i film con Fenech e Cassini, devo tutto a mia moglie, l'ho amata fino all'ultimo. Questo è un bel racconto di Lino Banfi. E poi l'ultima notizia è questa, andiamo a New York, dove è proprio come possiamo definire, Maneskin mania, ecco, cucina italiana e fan in delirio a Manhattan e ciclone Maneskin. Il concerto al Madison Square Garden è in programma il 21 settembre. Tra passeggiate e concerti improvvisati, Damiano dice sul cibo sono noioso, anche qui mangio la pizza. Alla fine prevale su tutto. Questo è il nuovo look dei Maneskin, sono diventati biondissimi, Damiano rasato e invece Ethan con il capello lungo biondo. 18 settembre di qualche tempo fa, andiamo indietro fino all'impero romano, nel 96 d.C. l'assassinio di Domiziano segna la fine della dinastia Flavia,
Con la salita al potere di Nerva, un nuovo corso prende forma, il Principato adottivo, un'innovazione che permetteva all'imperatore in carica di scegliere il proprio successore anche tra la plebe. Ma che è una lezione di storia romana? Grandissima. Prego. Spostandoci in avanti, il 18 settembre del 1837 viene inaugurato il primo negozio Tiffany. Le sue creazioni sono l'oggetto del desiderio di tutte le donne che si fermano a fantasticare davanti alle sue luccicanti vetrine, proprio come fece Holly nel celebre film Colazione da Tiffany, che consacrò Audrey Hepburn tra le star di Hollywood. Rimanendo a New York, il 18 settembre del 1851, un trio di reporter diede inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, il New York Times. Eccolo qua, vedete? Questo giornale che ha accumulato oltre 100 premi Pulitzer nel corso degli anni, ha finito per dare nome a quella che è ancora oggi una delle piazze più famose della metropoli, Times Square, dove si sono esibiti all'improvviso, salendo sui tetti come fanno le grandi band, proprio i Maneskin l'altro giorno, con un grandissimo successo tra i newyorkesi che ballavano al ritmo delle loro canzoni. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, il 18 settembre del 1860, nella battaglia di Castelfidardo, pensate un po', le truppe sabaude trionfano sulle forze pontificie e consentono al Regno di Sardegna di annettersi le Marche e l'Umbria. E finisce così il Risorgimento italiano, 1860, 18 settembre. Segnatevelo, un domani non so. Nel 1905 invece a Stoccolma nasceva una delle icone più amate del cinema, Greta Garbo. La sua eleganza e classe sullo schermo le valgono il soprannome di Divina. Durante gli anni 30 raggiunge l'apice della fama con film come Anna Christie, Romanzo, Ninochka, Anna Karenina. Nel 1955 viene insignita dell'Oscar alla carriera. E poi il 18 settembre del 1927 invece la CBS, Columbia Broadcasting System, avvia le sue prime trasmissioni inaugurando una delle reti televisive più importanti del mondo. È la prima televisione a introdurre il colore nel 1950. Nel 1938, questa è una data nefasta, Mussolini legge per la prima volta le leggi razziali dal balcone del municipio di Trieste, una delle pagine più nere della nostra storia recente, e così istituisce una legislazione antisemita che discrimina le persone di origine ebraica, le esclude dalla vita pubblica italiana. Pensate che devono pure lasciare le scuole i ragazzi, qualcosa veramente di orrendo. Mussolini si piega così all'ossessione antisemita dei nazisti. Vabbè, cambiamo argomento. Nel 1964 debutta la serie televisiva della famiglia Addams. Eccoli qua, guardateli quanto sono simpatici, che con il loro umorismo nero conquista il pubblico di tutta l'età. I personaggi della bizzarra famiglia diventano celebri, in particolare i genitori, Gomez, l'eccentrico gentleman, e Morticia, la pallida e seducente Dark Lady. Il 18 settembre del 1997 invece Ted Turner, fondatore della CNN, dona $1 miliardo alle Nazioni Unite. La cifra corrisponde al debito USA con l'ONU ed è il più grande gesto di beneficenza della storia. Turner commenta così il suo gesto: stavo per entrare nella classifica dei 25 uomini più ricchi del mondo, ma non mi interessava. Hai capito? $1 miliardo dato all'ONU. Nel 1970, occhio a questo, e questo è importante, a 27 anni muore a Londra purtroppo Jimi Hendrix, 27 anni, pensate, giovanissimo, il più grande chitarrista di tutti i tempi, riconosciuto anche dalla rivista Rolling Stone, che è insomma la più grande esperta del genere. Per chi come lui aveva umili origini, l'arte di arrangiarsi rappresentava un valore aggiunto. Alla morte della madre ha ricevuto in dono una chitarra, Jimmy era mancino e quindi l'ha rovesciata e ha cominciato a suonare al contrario. La carriera è stata breve ma intensissima, con concerti epici come Woodstock nel 69 e l'Isola di White nel 70, di fronte a 600.000 persone soltanto, che ne fanno di lui una vera e propria leggenda. E allora ci salutiamo alla grande oggi al Monterey Pop Festival del 1967 con Jimi Hendrix che interpreta e suona la celeberrima Hey Joe.
Buona giornata, a domani.